Ezio Guizzo, che giornata sarà quella di martedì e che novità ci sono quest'anno? Allora, buongiorno a tutti. Martedì 9 giugno presso Villa Luisa Francesca sarà una giornata molto importante perché sarà la tradizionale selezione dell'ASL Prosecco Superiore di OCG 2026, sarà aperta al mondo dell'Horeca, quindi una location di valore, Villa Luisa Francesca. Alla mattina avremo la selezione ancora più tecnica, in cui i ristoratori si suddivideranno in 3 gruppi, un responsabile e un capo panel, assieme ci sarà anche un giornalista dell'enogastronomia e alla fine ogni gruppo porterà il miglior vino selezionato, quindi avremo la selezione del Brut, Extra Brut e dell'Extra Dry. Il pomeriggio alle 16:30 avremo la premiazione e qui poi si apre la seconda parte molto importante di questa evoluzione. Alle ore 15 e alle ore 19 il mondo dell'Horeca sarà ospite in questa villa dove i produttori che hanno portato i vini alla selezione metteranno a disposizione non solo i vini della selezione ma anche i vini che loro ritengono più appropriati di valore, sempre della denominazione Asolo Montello, quindi dal rosso di OCG alla DOC e ai bianchi, ovviamente non solo bollicine ma anche i bianchi fermi. E qui sarà un modo da Castelfranco, Vittorio Veneto, Oderzo, Montebelluna, Valdobbiadene, fare in modo che i ristoratori, i bar e le enoteche possano conoscere questo prodotto e questo per fare sinergia. Quindi vi aspettiamo il 9 giugno. In più avremo anche la parte food dove ci sarà il consorzio dell'olio, il miele, ci sarà le 2 progettualità con le 2 aziende che abbiamo fatto con Carpenedo. Abbiamo fatto un informaggio alla Recantina e con Torresan Salumificio di Merlengo un salume alla Recantina. Avremo le ciliegie di Maser e ovviamente avremo anche la birra del territorio con Hausbrand, sia caffè e birra. Quindi vi aspettiamo il 9 giugno numerosi dalle 15 alle 19 e dalle 19 alle 22 con il momento conviviale aperto a tutti.